Murcia, Sardegna Nazione. Sardegna Nazione non si è mai distolta dal manifestare la propria vicinanza a coloro che sono vessati nelle loro libertà. Per cui siamo fortemente vicini e solidali ad Assange, che ha sempre detto la verità, ha rivelato qual è la vera faccia del potere e trattato la stregua dei peggiori criminali. È un inaccettabile attacco alla democrazia e alla libertà di stampa la decisione dell'Alta Corte del Regno Unito di ribaltare la sentenza di primo grado che negava l'estradizione di Assange in Murcia, dove lo aspettano pochi anni di carcere, circa 175. Insomma, il fondatore di Wikileaks è stato condannato e perseguitato per aver fatto ciò che è un dovere basilare del giornalismo libero e onesto, per aver diffuso documenti comprovanti crimini di guerra contro l'umanità nelle guerre dell'Occidente, in particolare degli Stati Uniti e del Regno Unito. Con la sua azione Julian non solo ha documentato crimini di guerra dell'imperialismo e di tutti gli imperialismi, di qualsiasi colore politico essi siano. Ha tolto la maschera di democrazia dietro la quale si nascondono i potenti del mondo, che vogliono imporre la loro pace armata ai popoli per tenerli su distanza ed espropriarli dalle loro risorse. E noi sardi ne sappiamo qualcosa. Oggi più che mai, in uno scenario di guerra tra imperialismi che invadono, annettono, spendono vite umane, radono al suolo palazzi e interi centri abitati, Assange deve essere la nostra bandiera e lo sarà, e lo saranno tutti i giornalisti come Assange che promulgano la verità. Buon proseguimento a tutti. Grazie. Allora,